Daniele Sanapo, 40 anni, originario di Brindisi ma residente da tempo a Marcon nel Veneziano, è morto praticamente sul colpo. L'impatto fra la sua moto e un camioncino lungo la provinciale numero 2 che da Meano porta verso Oregni di Sospirolo non gli ha lasciato scampo. Lo scontro è accaduto attorno alle 11:30. È a quell'ora che la macchina dell'emergenza sanitaria e dei soccorsi si è mossa in forze. Ambulanza, elicottero, le pattuglie della Polstrada da Belluno e Feltre, i vigili del fuoco. Ma per il quarantenne lagunare in forza al reparto di fanteria d'assalto anfibio dell'esercito italiano di Mestre non c'è stato nulla da fare. Sotto shock, ma illeso, il conducente del camioncino. Per ricostruire la dinamica dello schianto è al lavoro l'ufficio infortunistica della Polstrada del comando di Belluno. La provinciale è rimasta chiusa al traffico fino alle 14:30 per la messa in sicurezza del luogo. La notizia è arrivata rapidamente a Marcon, dove Daniele Sanapo risiedeva con la moglie e 2 figlie piccole. Il sindaco Matteo Romanello, raggiunto da Edi Caliman e Simone Merlo. Era una persona di paese che molti conoscevamo, molto attivo, molto presente, svolgeva il suo lavoro in maniera ligia. Ho avuto modo di sentire alcuni dei colleghi nelle ore passate, lo ricordano con grande affetto. Il primo cittadino di Marcon ha espresso la vicinanza alla famiglia, dell'amministrazione e di tutta la comunità. Sgomento e dolore indicibili fra gli amici che conoscevano Daniele Sanapo, che aveva una passione sfrenata per la musica e suonava ogni giovedì in un locale di Marcon. Daniele, lei lo conosceva da quando aveva iniziato a suonare qui? Da 3 anni circa, e sapeva far divertire la gente. Un grande dolore? Sì. Per i funerali è scattata la mobilitazione del comando dei lagunari, che ha avviato subito i contatti con il sindaco Matteo Romanello. Ai militari il compito di accompagnare Daniele nel suo ultimo viaggio terreno.